punto, buongiorno Sicilia, come sempre pronti con l'informazione ma anche con tanti ospiti e tanti argomenti in questa nostra puntata. Il buongiorno da me, da Roberta Lunghi, ma anche dalla collega che è in studio. Grazie Roberta, buongiorno anche da Lorena Dolci, tra poco torneremo per la lettura dei giornali. Allora, cominciamo subito con le notizie delle ultime, possiamo dire, 24 ore, quelle che vi abbiamo anche raccontato attraverso i nostri telegiornali, e certamente spicca l'arresto di un sindaco, il sindaco di Spadafora. Siamo nel Messinese, si parla di voto di scambio, ma la vicenda l'ascoltiamo in toto in questo servizio. Un patto tra politica e mafia per ottenere voti in cambio di favori dopo le elezioni. È l'ipotesi al centro dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, che ha portato agli arresti domiciliari del sindaco di Spadafora e di due fratelli, ritenuti contigui alla famiglia mafiosa dei Barcellonesi. Secondo gli investigatori, in occasione delle elezioni comunali dell'8 e del 9 giugno 2024, i due uomini avrebbero procurato voti a favore del candidato sindaco, facendo leva sulla loro presunta contiguità alla criminalità organizzata e influenzando il consenso anche al di fuori del proprio nucleo familiare. In cambio del sostegno elettorale ricevuto, il primo cittadino avrebbe poi adottato una serie di atti amministrativi utili ai due fratelli, tra cui l'assegnazione di parcheggi pubblici, agevolazioni fiscali non dovute sull'IMU, procedure semplificate per pratiche relative a immobili sequestrati e cambi di destinazione d'uso. Ma l'inchiesta ipotizza anche un secondo filone. Il sindaco risulta infatti indagato insieme a un insegnante di 51 anni per corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. La donna, che durante le elezioni svolgeva il ruolo di segretaria di una sezione elettorale, avrebbe monitorato le operazioni di voto di persone anziane o con disabilità, informando in tempo reale il candidato sindaco e intervenendo, secondo l'accusa, anche su alcune schede nulle o contestabili. In cambio avrebbe ottenuto incarichi e benefici per sé e per un familiare. Insomma, una brutta vicenda che ovviamente trova riscontro anche sui giornali, Lorena. Certo, la andiamo a leggere sulla Gazzetta del Sud, che è il giornale di Messina. Spadafora, arrestato il sindaco Lillo Pistone, accusato dalla DDA di scambio elettorale politico mafioso. L'abbiamo appena sentito, e l'esito di un'attività investigativa condotta dalla DDA è sfociata in una misura di custodia cautelare non solo nei confronti del sindaco ma anche dei due fratelli Bonaffini, ritenuti appunto contigui ai barcellonesi, la mafia molto forte in provincia di Messina. Gli inquirenti ipotizzano un condizionamento mafioso del voto per effetto di un presunto appoggio elettorale al sindaco da parte dei due fratelli, che avrebbero procacciato voti all'allora candidato nel 2024. Pistone in cambio, questa è l'accusa, una volta eletto avrebbe compiuto vari atti finalizzati ad andare incontro appunto a chi lo avrebbe favorito, e questa è l'accusa di voto di scambio. Adesso andiamo a Caltanissetta, perché ieri ci sono stati dei controlli della Guardia di Finanza proprio negli uffici del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, negli uffici della ex provincia appunto della cittadina. Ci sono indagini proprio sulla gestione economica dell'ente, ma anche di una partecipata. Sentiamo. Controlli della Guardia di Finanza questa mattina negli uffici del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, l'ex provincia regionale. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria, su disposizione della procura, hanno effettuato un accesso mirato negli uffici dell'ente, notificando un ordine di esibizione e procedendo all'acquisizione di documentazione. L'attività investigativa ha riguardato in particolare gli aspetti economici e gestionali della struttura pubblica, con un focus sulla società in-house multiservizi partecipata dal Libero Consorzio. Durante le operazioni, che hanno comportato una temporanea sospensione delle attività ordinarie negli uffici centrali, i finanzieri hanno raccolto materiale amministrativo, registri interni, delibere e documentazione contabile. L'obiettivo è ricostruire il percorso delle risorse pubbliche e verificare la correttezza delle procedure adottate per l'affidamento dei servizi e per gli interventi di manutenzione. Al momento dell'arrivo dei militari non erano presenti amministratori dell'ente. A supportare le attività di acquisizione degli atti sono intervenuti il capo di gabinetto Rino Bellavia e l'ingegnere capo del Libero Consorzio Mario Denaro. Successivamente è arrivato anche il presidente
presidente della società partecipata Luigi Tricoli. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, è ancora nella fase preliminare. Non sono stati resi noti eventuali reati contestati, né risultano al momento informazioni ufficiali su possibili iscrizioni nel registro degli indagati. Gli atti sequestrati saranno adesso analizzati dagli investigatori per fare chiarezza sulla gestione delle risorse e sull'eventuale presenza di irregolarità amministrative o contabili. Ecco, diciamo che questa visita della Guardia di Finanza non poteva passare inosservata, no Lorena? Ma ne sentiremo ancora parlare. Certo, anche se ovviamente, come avete sentito, è un'indagine nelle prime fasi, non ci sono ancora diciamo, provvedimenti in questo senso, ma sono stati acquisiti gli atti. La notizia la troviamo fra l'altro sulla Sicilia, Procura e Finanza indagano sulla Caltanissetta Service, sequestrati documenti sulla gestione di questa partecipata che è nata sulle orme della Multiservizi, come risulta dall'oggetto sociale, e si occupa di molte cose: manutenzione di scuole, strade provinciali, sfalcio dell'erba secca lungo le strade provinciali, fornitura di servizi tecnologici per il risparmio energetico. La provincia detiene il 100% delle quote sociali, amministratore unico di questa partecipata è Luigi Tricoli, il cui compenso annuo ammonta a 36.000 euro. La società lo scorso anno ha registrato un consistente disavanzo, ed è su questo che punta l'inchiesta, ed ha presentato all'ente un grosso piano di ricapitalizzazione che l'opposizione in Consiglio provinciale ha stoppato. Su queste il presidente Walter Tesauro ha poi chiesto un parere ad un consulente ambientale esterno e quindi era nata anche una battaglia politica in aula su questi conti che appunto ha attirato anche l'interesse della Procura. Allora, cambiamo argomento e parliamo di questo bando che è un po' un bando delle polemiche, è un bando della Regione, lo ricordiamo, che finanzia le aziende agricole con contributi a fondo perduto che possono arrivare anche all'85%. Naturalmente ci sono una serie di casi e casi da considerare all'interno di questo bando. Dicevo, un bando che ha scatenato delle polemiche. A rispondere a queste polemiche con i dati è stato l'assessore al ramo, all'agricoltura, Luca Sammartino. Sentiamo. Il bando SRD01, più volte definito il bando della discordia, va avanti e raccoglie il consenso degli agricoltori. Il vicepresidente della regione e assessore all'agricoltura e leghista Luca Sammartino risponde così, snocciolando numeri, alla polemica politica vissuta in aula all'Ars ma anche fuori dal Parlamento, dopo che a criticare quel bando erano stati gli autonomisti. Che fra Lega ed MPA non corra buon sangue dalle elezioni amministrative in poi non è più un mistero, anche se i sentori c'erano tutti anche molto prima e anche evidenti. Ma le tensioni politiche non si sposteranno sulle scelte amministrative, è il messaggio che sembra arrivare. Il bando va avanti, gli agricoltori hanno presentato domande di progetti per un totale di 1 miliardo e 300 milioni di euro a fronte di 100 milioni disponibili. Con questo bando investimenti siamo certi che creeremo veramente tanta nuova occupazione. I numeri di questo bando dimostrano che le aziende siciliane sono sane, volevano un bando efficiente anche in tempi brevi e la grande partecipazione ha registrato davvero che le aziende siciliane hanno le carte in regola per competere anche al di fuori dello stretto con tutte le realtà europee. Sammartino rivendica le scelte di politiche agricole, tira le somme di tutti i bandi, della partecipazione e dell'uso delle risorse europee, ricorda che la Sicilia è quarta per spesa di fondi UE in agricoltura e prima fra le grandi regioni e dice basta dai giorni dei contributi a pioggia. È lontana la Sicilia che restituiva i fondi al governo nazionale e alla comunità europea, oggi siamo il traino dal mezzogiorno del paese di come la buona amministrazione riesce a spendere i fondi che gestiamo, ma soprattutto le risposte che diamo agli agricoltori siciliani. Resta lo scontro in corso fra Lega e autonomisti, ma resta in vigore, nonostante l'ordine del giorno all'Ars, anche il bando che gli autonomisti volevano fosse modificato. Ecco, sin qui nel nostro servizio di Mallio Viola se ne parla naturalmente, Lorena, sui giornali.
Se ne parla su due fronti. Avete sentito, l'assessore ha difeso in senso tecnico questo bando, lo guardiamo sul Quotidiano di Sicilia. San Martino difende il bando per l'agricoltura, le nostre aziende, le aziende siciliane hanno le carte in regola per competere, e ha esposto i dati sulla misura da 100 milioni che ha scatenato polemiche per via della soglia minima a 250.000 euro. E lui cosa dice? Che già nel 2024 l'80% delle progettualità, cioè dei progetti presentati, richiedevano almeno 300.000 euro. Ecco, l'ho ribadito, ci aveva indicato che quindi questa era la soglia minima da dover garantire. Prosegue dicendo: abbiamo tracciato una strada sulla quale non si vuole tornare indietro, il governo vuole posizionare le aziende siciliane sui mercati per dare valore al prodotto. Ma dietro la scelta tecnica, dicevamo, c'è anche una battaglia politica, perché in particolare l'MPA aveva avanzato dubbi sulla cantierabilità dei progetti. Lombardo dice non si torna indietro, Lombardo leader dell'MPA, vedremo, quindi non si rassegna a tutti i no che gli ha frapposto San Martino. E allora adesso parliamo di calcio, lo facciamo occupandoci del Catania, di quella che è una attesa fumata bianca che però non arriva ancora. I tifosi, l'ambiente, la società insomma in particolare sta lavorando perché la fumata bianca che riguarda l'allenatore, cioè colui il quale siederà sulla panchina nella prossima stagione, sia ovviamente un nome tale da poter consentire di portare avanti un progetto importante. Si torna a parlare ancora una volta di Caserta, sentiamo. Potrebbe esserci un ritorno di fiamma tra il Catania e Fabio Caserta. Le parti hanno ripreso i contatti dopo la rottura nella precedente trattativa e la successiva scelta di De Giorgio, su cui aveva ripiegato il club etneo, di avvicinarsi prima all'Empoli e poi alla Juve Stabia in Serie B. Questa volta sembra che ci sia la volontà reciproca di trovare l'accordo definitivo, senza alcun ripensamento, passi indietro. Il Catania e Fabio Caserta avevano discusso sulla base di un contratto biennale con eventuale opzione per il terzo anno. La società di Pelligra vuole blindare Caserta per il suo futuro, ma cautelarsi con un occhio rivolto al bilancio. La trattativa infatti era saltata sull'eventuale buonuscita in caso di risoluzione anticipata del contratto. Con Varrà si erano gettate le basi per un Catania ringiovanito ma sempre ambizioso per puntare alla promozione in Serie B. Dopo il ripensamento di De Giorgio, la società ha valutato i profili di Emanuele Troise, Giorgio Gorgone ed Emilio Longo, quest'ultimo rimasto in corsa quale alternativa a Fabio Caserta, che rimane la prima scelta, adesso più che mai. Vedremo che cosa ci riserverà la giornata. Intanto nella notte non è accaduto nient'altro, Lorena, i giornali lo dicono chiaramente. Eh sì, perché lo vediamo sulla Sicilia, il Toto allenatore è ancora fermo appunto a questi due nomi, Emilio Longo che resta in pole, ma ritorna d'attualità il nome di Fabio Caserta. Sono comunque ore decisive, è vero che lo diciamo da giorni, la D Rossazzurra ha assicurato che la scelta del nuovo tecnico è ormai imminente, intanto nel casting oltre a Gorgone entra anche Troise. Del domani non vi è certezza, una frase antica quasi proverbiale che ben si adatta al momento che sta vivendo il Catania, perché se c'è una cosa che oggi manca, scrive appunto Federico Lo Giudice sulla Sicilia, all'interno dell'universo rossazzurro è proprio la certezza, non quella dei risultati che appartengono ovviamente al futuro, ma quella delle scelte, a partire dalla più importante, cioè chi sarà il prossimo allenatore del Catania. Il tempo passa, le settimane scorrono e il club etneo continua a navigare in un mare di indiscrezioni, incontri, valutazioni e riflessioni, un casting che sembra non avere fine e che giorno dopo giorno ha portato sul tavolo della dirigenza una lunga serie di nomi, alcuni vicinissimi alla firma, altri soltanto sondati, altri ancora emersi quasi per caso nelle pieghe del mercato. Il risultato però è sempre lo stesso, tanti candidati, nessuna ufficialità, almeno fino ad oggi. Ecco, allora, siccome insomma potrebbe accadere da un momento all'altro, ovviamente vi segnalo i nostri telegiornali per avere sempre notizie importanti su questo argomento, e sappiamo insomma che i nostri telespettatori tifosi delle squadre siciliane sono davvero tantissimi. Lorena, allora noi non ci fermiamo qui con le notizie che riguardano la Sicilia, a te per il proseguo della rassegna.
Allora andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani locali, partiamo dalla Sicilia, ci sono ovviamente, c'è la notizia che vi abbiamo dato, le ombre mafiose sulle elezioni di Spadafora in provincia di Messina, sindaco arrestato. Titolo diciamo che campeggia a tutto campo è quella dell'ondata di caldo, domani in Italia 17 città rosse, ma è tutta l'Europa che sta bollendo, in Francia 40 morti annegati. E poi qui in basso troviamo questa notizia che magari poi leggiamo più nel dettaglio: a Paternò brucia il campo dei migranti, tende e capanne tra i rifiuti, di cui tra l'altro ci siamo, anzi mi sono personalmente occupata più volte, quella di questi braccianti invisibili. Gazzetta del Sud, l'abbiamo visto, arrestato il sindaco, ma poi c'è anche la storia di questo vigile urbano del milanese che era di origine di Mazzara del Vallo, che inseguendo un albanese fuggito perché aveva della droga ha investito ed è morto. Un inseguimento fatale ad un SUV pirata, era un vigile siciliano in motocicletta. E poi una doppia tragedia in provincia di Messina, eccola qua, funesta coincidenza, potremmo dire una duplice tragedia: due anziani vanno in cerca dell'origano selvatico, un morto a Tripi, un altro a Condrò. Vediamo le immagini della tragedia in contrada Spidia. A Tripi caduta fatale per un uomo di 77 anni, Giardino Casella; a Condrò un altro anziano di 75, Antonino De Gaetano, è finito con l'auto nel burrone, ed è proprio a quest'ultima che si riferisce la foto che troviamo in prima pagina. Vediamo il Giornale di Sicilia, regione, guerra dei bandi, scintille fra Lega ed MPA, è proprio quello di cui ci siamo già occupati con l'articolo su San Martino, ma qui ci rivela ancora meglio gli scenari politici. Lombardo aveva minacciato la crisi di governo se non fosse stato modificato il meccanismo per assegnare i contributi agli agricoltori, cioè la soglia minima secondo lui troppo alta. San Martino però non torna indietro sulle scelte fatte, le acque restano agitate, l'assessore all'agricoltura San Martino ha risposto no a tutte le richieste, leggasi minacce di crisi di governo, avanzate nei giorni scorsi da Lombardo, leader dell'MPA. È una posizione che allontana la tregua tra Lega ed MPA auspicata da Schifani e inasprisce invece la battaglia iniziata per la gestione dei fondi europei destinati agli agricoltori. Battaglia che evidentemente non si ferma con il no di San Martino, perché Lombardo replica: vedremo. E poi troviamo anche la morte del vigile urbano di origine mazzarese di Mazzara del Vallo, morto a Milano inseguendo un SUV carico della droga. E poi più in basso l'ultimo saluto a Mirella, la ciclista rumena investita, travolta da un'auto. Ieri i funerali, benedizione per la donna travolta e uccisa. I funerali saranno invece in Romania. Lacrime e commozione hanno accolto la salma di Mirella Nicoletta Rusu, la donna che avrebbe compiuto tra qualche mese 41 anni, travolta e uccisa da un'auto domenica vicino a Pioppo, alle porte di Palermo. Accanto alla bara le sorelle e la madre, attonita dell'improvvisa perdita, frastornate dal viaggio. Poi, dopo la benedizione in rito ortodosso, il feretro è stato scortato da circa 200 ciclisti per l'ultimo tragitto verso il porto e poi verso la Romania. Quindi immaginate questo corteo di ciclisti che sempre di più si sentono a rischio quando percorrono le strade siciliane. E poi a Palermo si avvicina il festino di Santa Rosalia e boom di prenotazioni, presentata l'edizione 402, quindi è da oltre 4 secoli che si rinnova questo antico rito che farà rivivere l'epopea dei re normanni. Per la Galla, sindaco di Palermo, è simbolo di cultura e inclusione. Previsto un aumento del 10% di turisti, soprattutto dall'estero.
Allora andiamo all'interno delle pagine del quotidiano La Sicilia, perché c'è questo importante accordo che riguarda la zona industriale, acqua agli impianti da 3 miliardi, accordo storico fra Sidra e la ST Microelectronics, un piano di sviluppo che aveva bisogno di un adeguato approvvigionamento idrico. E poi c'è l'intervista al sindaco di Catania che ieri si è lanciato con il suo scooter con cui è solito girare per Catania all'inseguimento di un ladro. Gli dicono Trentino sceriffo, ma no, in quel momento ho fatto solo quello che avrebbe fatto qualunque altro cittadino con una coscienza civica, replica lui, ovvero inseguire un giovane che pensavo fosse un borseggiatore, che più tardi ho scoperto essere l'autore di un furto in negozio, un furto di borse. Ha comunque avuto una bella dose di coraggio ieri pomeriggio in pieno centro storico trentino che racconta: ero a bordo del mio scooter con un agente di polizia locale al quale stavo dando un passaggio all'altezza dei 4 canti, ho visto questo giovane che correva, la gente che urlava al ladro, l'ho praticamente inseguito restando a bordo della mia moto, si è introdotto dentro San Berillo, ho deciso di fare scendere dallo scooter la gente per non metterlo in pericolo, proseguivo nell'inseguimento, lo sentivo imprecare, dall'accento mi è sembrato un ragazzo dell'est. A quel punto ho imboccato una stradina strettissima, ma più in là non ha potuto proseguire e alla fine dobbiamo dire che il ladro è riuscito a dileguarsi, almeno per ora. Vedremo poi le immagini di videosorveglianza cosa ci diranno. Altra notizia: Casa delle Culture, al posto della CGIL ci sono 3 proposte. E poi via Capopasteri, ieri c'è stato un nuovo rastrellamento, una nuova risposta dello Stato nel quartiere Trappeto Nord dopo la sparatoria di piazza Beppe Montana, in cui si sono praticamente fronteggiate come nel Far West 2 fazioni contrapposte del clan Cappello Bonaccorsi. Il nuovo blitz ha l'obiettivo di scardinare uno dei fortini della droga più fiorenti della città, un'area caratterizzata da edifici popolari, portici e passaggi che consentono il controllo degli accessi e rendono particolarmente complessa l'attività delle forze dell'ordine. E poi ci sono altri dettagli sulla vicenda di Burrafato, l'ex medico, ex primario, considerato un favoreggiatore di Matteo Messina Denaro, nel cui giardino sono stati trovati dei reperti, in particolare delle monete antiche. E guarda caso proprio Matteo Messina Denaro nel primo interrogatorio parlò della sua passione sulla storia romana e archeologia e del possesso di un bel gruzzolo di monete antiche. Svelò che quando aveva appena 16 anni si ritrovò ad avere 700 monete antiche rivendute dal padre Don Ciccio in Svizzera. Non tutte, però una parte furono trattenute e chissà se una parte di queste non erano proprio nel giardino di Burrafato. E poi c'è la protesta Priolo Gargallo dei cittadini, tra l'altro manifestazione ispirata da 3 ragazze per chiedere la verità, e la domanda che legge è: chi sta ammorbando l'aria che da giorni appunto la rende irrespirabile? Poi c'è la richiesta dei sindacati di applicare il protocollo con Confindustria per tutelare i lavoratori proprio in questi giorni di caldo e di afa fortissima. E in questi giorni, probabilmente proprio a causa del caldo, è andato a fuoco il campo dei migranti stagionali, questi braccianti stranieri che si muovono in base alle stagioni di raccolta. Anche i vigili del fuoco hanno dato aiuto, purtroppo solo con quello che avevano a disposizione, cioè con i secchielli, fiamme domate, si contano 3 tende completamente distrutte, non ci sono feriti, da anni si cerca una soluzione per dare un posto dignitoso ai lavoratori agricoli. E poi ad Agrigento, sempre nella crisi idrica, trasporto acqua, tariffe improponibili, spuntano i furbetti delle seconde case, utenti segnalano anche delle autobotti abusivi che consegnano di notte per schivare i controlli delle forze dell'ordine, quasi una sorta di guerra dell'acqua. E poi siamo
In chiusura, Roberta, il Sì. piano per riprendersi il litorale parte dalla bonifica di Mare Grosso, questa porzione di litorale di Messina, finora per decenni ingoiata da baracche e degrado, che adesso potrebbe tornare alla luce a breve. La gara d'appalto per l'eliminazione di fabbricati e materiali contaminati. Allora ci fermiamo qua, di nuovo a te Roberta. Sì, ci fermiamo ma diamo uno sguardo, peraltro con una curiosità particolare stamattina nei confronti dell'Etna che vedremo tra poco, però iniziamo subito con le strade della città di Catania, alcuni punti nodali per quello che riguarda il traffico cittadino, l'ex Tondo Gioeni che vi mostriamo sempre in apertura dei nostri momenti appunto di curiosità sulle strade della città, un traffico abbastanza scorrevole, anche se mi sembra di intravedere nel lato che è verso Mister Bianco un rallentamento che ormai insomma ci sembra assolutamente una sorta di consuetudine. Ci spostiamo adesso al viale Vincenzo Giuffrida, un traffico veicolare abbastanza corposo, le auto in ingresso ovviamente sono come sempre più o meno parecchie, bloccate dal semaforo pedonale. E poi andiamo a vedere il tratto adesso del viale Odorico da Pordenone verso Mister Bianco e verso la si direzione. cammina tutto sommato. Si cammina, insomma noi siamo abituati a ben altro, Sì. Lorena, insomma, visto che questa è una strada di passaggio per tutti noi e quindi insomma c'è davvero molta tranquillità per quanto riguarda il traffico. La curiosità, Lorena, non è casuale sull'Etna, perché? Che succede? Che sta succedendo? Perché c'è un bel pennacchio. Esatto, insomma, anche perché anche ieri anche molti telespettatori ci hanno segnalato un rumoreggiare per quanto riguarda ovviamente il vulcano, no? Che si sta svegliando forse, dà segni di ripresa. Esatto, insomma noi vediamo questa immagine e pensiamo a un segno di ripresa unito a un rumoreggiare che per molti versi è stato addebitato soltanto a un cumulo di nubi e a un, come dire, lavorio di altro genere, nulla a che vedere con il rumoreggiare del vulcano, ma ovviamente siamo qui per raccontarvi un eventuale come dire, cambiamento da questo punto di vista. Andiamo alla visuale dell'Etna da Taormina ed è la solita bella cartolina che vi mostriamo praticamente tutti i giorni. Tra l'altro qua, Roberta, si vede proprio il pennacchio che insomma sembra aver lasciato una bella scia nel cielo, insomma, di fumo, vero. di vapore, insomma difficile interpretarlo da qua. Dovremmo interpellare un vulcanologo. Assolutamente, lo faremo. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco con Lorena Dolci che prende fiato e poi vi racconterà le notizie nazionali e internazionali. Siamo tornati in studio a Buongiorno Sicilia, è tempo della rassegna stampa nazionale e internazionale, quindi a te Lorena. Grazie Roberta. Allora partiamo dalla prima pagina del Corriere della Sera, a tutta apertura c'è il caldo torrido che blocca l'Europa, in Francia il caso dei 40 annegati e più di ogni parola parla questa infografica che ci dà appunto la mappa del caldo che vedete un rosso veramente intenso su Francia, Inghilterra del Sud e nord della Spagna, colpisce anche un po' d'Europa, arriva in Italia, ma come vedete il Sud Italia e la Sicilia dove siamo noi in effetti è lambita appena di striscio, quindi tutto sommato da noi si respira e qui vediamo invece i francesi che cercano il refrigerio alla base della Tour Eiffel e sono stati così tanti che addirittura c'è il caso di 40 annegati. Ma veniamo poi alla politica internazionale dopo le scontri, le offese, gli insulti di Trump a Meloni. Meloni interviene e dice i rapporti bilaterali non cambiano anche se sono colpita da Trump, l'affondo. Noi scarsi, opposizioni sono scarsissime, rivendica la Meloni. E poi ancora Stati Uniti e Unione Europea, dividersi sarebbe grave, questa è l'opinione di un analista. E poi si comincia a parlare di bolla dell'intelligenza artificiale, l'ondata di vendite tech manda in sofferenze le borse e troviamo in prima pagina anche il vigile morto inseguendo un SUV pirata, vigile di origine siciliana. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano.
Meloni teme che Trump scopra il riarmo gonfiato, è il titolo diciamo polemico del Fatto Quotidiano. Millante il 2,8% di PIL, ma ci infila pure i carabinieri, insomma conti un po', secondo il Fatto Quotidiano, un po' manovessi. E poi La Stampa, difesa, l'ultimatum da parte dell'Unione Europea, a rischio 15 miliardi, Meloni dice la politica estera non è Temptation Island, si rafforza l'ipotesi di voto anticipato. E poi ancora qui parlavamo di questa bolla, investimenti record ma pochi guadagni, la bolla dell'intelligenza artificiale pronta a scoppiare. Andiamo a vedere poi la Gazzetta dello Sport, la beffa, giravolta palestra, niente Inter, va al Chelsea. E questo per quanto riguarda il mercato, ma andiamo a vedere cosa sta succedendo tra Iran e USA, un vero e proprio rebus nucleare. Washington sblocca 12 miliardi, ma è caos in particolare sulle ispezioni dell'AIEA, l'agenzia appunto internazionale che dovrebbe verificare la situazione nucleare. Trump dice saranno perpetue, Teheran nega ed è continua lo scontro sul Golfo di Hormuz. L'opzione atomica, il presidente iraniano Massoud Pezeshkian insieme a Mohammed Eslami, numero 1 dell'Organizzazione dell'Energia Atomica, appunto a proposito di questi controlli. Donald Trump insiste, gli ispettori dell'AIEA, l'Agenzia per l'Energia Atomica delle Nazioni Unite, torneranno in Iran, fissa una linea con un post sui social al mattino, ribadisce che se non ci fosse stata questa soluzione avrebbe cancellato i colloqui con gli iraniani e conferma che gli ispettori saranno sul terreno e che gli iraniani sbagliano. È sbagliato invece, è la linea del Ministero degli Esteri iraniano, non sono stati tenuti incontri, insomma non si capisce, due versioni completamente diverse. E poi Israele e Libano, la tregua deraglia, Beirut resta ostaggio di Hezbollah, i colloqui paralleli negli Stati Uniti, ma Gerusalemme non cede sul disarmo delle milizie e vuole andare avanti. Restiamo sulla politica internazionale perché sapete che il premier britannico si è dimesso e La Stampa fa un po' una carrellata degli addii celebri, l'arte dell'addio, dalle lacrime di Kiir all'abbraccio di Obama, il commiato dal potere diventa una liturgia privata e la famiglia la misura del successo. Qui abbiamo il primo ministro britannico con la moglie e anche qualche lacrima. Qui la premier neozelandese insieme al compagno dopo le dimissioni, Barack Obama insieme alla moglie Michelle che saluta prima di congedarsi dalla Casa Bianca, fino a Winston Churchill e Angela Merkel. Ma veniamo appunto al caldo, grande caldo per altri 10 giorni, sono almeno le previsioni per quanto riguarda Nord Europa e Nord Italia, Francia, il caso dei 40 annegati, oggi bollino rosso in 16 città, più del 15% di telefonate al 118, guardate queste immagini davvero paradossali, a Parigi si cerca riparo dal caldo immergendosi nella fontana del Trocadero, proprio alla base della Tour Eiffel. Da oggi a sabato la Tour Eiffel chiude alle 16, non più dopo mezzanotte, con una temperatura di 40 gradi, la struttura di acciaio si allunga, pensate, di 15 centimetri, misure eccezionali anche al Louvre che chiude 2 ore prima del solito perché l'edificio non è adatto ai cambiamenti climatici e si accumula calore, insomma un'ondata eccezionale di calore che richiede misure eccezionali che sta colpendo l'Europa occidentale e in particolare la Francia e che pone seri problemi anche al patrimonio artistico ed apre un dibattito sulle grandi città che diventano vere e proprie isole di calore. In Provenza 2 bambini lunedì sono morti di caldo e poi ci sono le vittime indirette, per esempio appunto i 40 annegati. Queste immagini vediamo ancora giovani che si tuffano nel Tamigi a Londra e qui invece turisti in coda a Roma, guardate già con ombrelli e borracce per l'acqua.
acqua. Come proteggere bambini e anziani, e questo diciamo vademecum lo riproponiamo sempre. Intanto vediamo le previsioni per domenica 28 giugno e per venerdì 3 luglio. Ecco, il caldo sembra un po' sfumare, almeno in questa infografica, questa bolla rovente di questi giorni il caldo sembra un po' spostarsi verso est e lasciare un po' più di refrigerio in Europa. Cosa fare? Aria condizionata tra 25 e 27 gradi, alcune domande. Il caldo può portare alla morte? Partiamo da quella più drammatica. È un'emergenza sanitaria, si può morire quando viene alterato il sistema di regolazione della temperatura corporea. Naturalmente i più esposti sono gli anziani e i fragili. E poi quanto bere? Insomma, intanto i sintomi sono senso di svenimento, di collasso, sete, debolezza. Con le alte temperature è consigliabile bere almeno 8 bicchieri di acqua al giorno, anche se ovviamente poi tutto diciamo, naturalmente dipende dalla persona. Cosa mangiare? Si consigliano pasti leggeri, frutta e verdura, alimenti insomma particolarmente idratanti. Veniamo poi alla tragedia del vigile urbano morto mentre inseguiva un albanese su un SUV, è morto nell'inseguimento, il fermato chiede scusa alla famiglia, l'agente è finito fuori strada in moto. L'albanese ha detto: aveva addosso un po' di hashish e siccome ho l'obbligo di firma, quando mi hanno dato l'alta sono scappato, non volevo guai, e purtroppo è morto un agente. Rispettate il mio dolore, invece l'appello della madre di uno dei ragazzini morti a Senago, ricordate quell'auto carica di 9 adolescenti tornati da un 18° e che sono finiti con l'auto in un canale, e lei dice a chi li insulta sui social: dopo che avete scritto quelle paroline vi sentite realizzati? Appunto, scriva a tutti gli uomini di tastiera: avete una vita sociale, siete stati adolescenti o vi hanno segregati e per questo adesso siete molto frustrati. È naturalmente il dolore di una madre. E poi le inchieste sui boss dei PM valgono di più solo al sud, un articolo polemico del Fatto Quotidiano che dice: la mafia non esiste quantomeno al nord, il CSM infatti ha rimosso 10.000 indagini. Vi lascio con questa notizia dalla Stampa, questa appunto famosa bolla dell'intelligenza artificiale è pronta a scoppiare. Da Wall Street a Seoul, l'AI affonda i mercati, si teme il rischio contagio. Gli esperti dicono timori su liquidità e pochi ritorni. Vedremo quello che succede. A te Roberto. E allora, prima di fermarci per una pausa, però vi leggo una notizia. Un 30enne ha perso la vita in un incidente avvenuto questa notte sull'autostrada A18 Messina-Catania, nella galleria Taormina in direzione del capoluogo etneo. Sul posto la polizia stradale, il personale del 118. Secondo una prima ricostruzione, la vettura guidata dall'uomo, una Fiat 16, ha tamponato un autobus rimasto in panne prima dell'uscita della galleria. Nell'impatto la figlia piccola dell'uomo è rimasta ferita ed è stata trasportata in ambulanza dal 118 al Policlinico di Catania, dove si trova ricoverata. Non sembra essere in pericolo di vita. Adesso ci fermiamo e poi il primo dei nostri ospiti. Parleremo, ve lo anticipo, dei saldi estivi. Stanno per cominciare. A tra poco. Ve lo avevo anticipato, parliamo di saldi da tutti i punti di vista, insomma uno sguardo a quelle che sono le regole reali e uno sguardo forse anche un po' critico ad alcune cose che riguardano proprio l'inizio e la partenza dei saldi estivi 2026. Saluto Francesco Musumeci, che in qualità di presidente Fismo Confesercenti Catania è stato poi recentemente nominato come vicario nazionale, quindi un incarico certamente importante e determinerà certamente con le sue idee un po' l'andamento, no? In questo senso di Fismo, insieme ovviamente a chi ne fa parte, perché appunto parliamo di saldi e lo facciamo alla fine, quasi alla fine di giugno, perché i saldi stanno per cominciare già all'inizio di luglio, ci siamo quasi. Esattamente, infatti continuiamo a declinare il termine saldi di fine stagione, ma in realtà di fine stagione non si parla, perché il saldo, se viene fissato a
quest'anno al 4 luglio, così come nella stagione invernale, immediatamente dopo il Capodanno, tutto si può dire tranne che fine stagione. E questo lei sottolineava, così come testimoniano le mie idee, ma in realtà le mie idee sono condivise da un comparto che sempre più lamenta il posizionamento temporale esattamente a inizio stagione, cioè i commercianti sono tenuti, causa forza maggiore, a dover svendere il proprio prodotto ancora prima di cominciare a venderlo. Ma senta, perché noi siamo arrivati a questo? Cioè ci rendiamo conto del fatto che si anticipa sempre di più. Quindi evidentemente ci sono delle opposizioni, cioè ci sono delle diverse idee, no? In seno alla categoria. Beh, in realtà è un gioco forza che sempre più ha visto un anticipare l'inizio dei saldi, addirittura quasi all'inizio della stagione in corso, ed questo è determinato dal fast fashion, dalle grandi piattaforme che in barba a tutte le regole di stagionalità promuovono i propri prodotti con continue promozioni, con continue scontistiche, e hanno in qualche modo forzato i commercianti che stanno sul territorio a dover in qualche modo riparare anticipando. È un gioco che diciamo così a ritroso, che negli anni ha sempre più anticipato il periodo, creando un effetto domino negativo su tutto l'intero comparto. Perché? Perché questa dinamica non fa altro che favorire, come dicevo poc'anzi, le grandi piattaforme, il fast fashion, il commercio digitale internazionale, che non si cura minimamente delle stagionalità, e chi ne paga le conseguenze è la media e piccola impresa sul territorio, per intenderci il negozio di prossimità, che, come testimoniano purtroppo i numeri, vanno scomparendo sempre più. Ecco, ma è possibile regolamentare in questo senso anche questo commercio online internazionale, diciamolo in modo abbastanza chiaro, anche il commercio che arriva dall'Oriente in questo senso, no? Guardi, sicuramente dei correttivi importanti devono essere operati. Non è possibile che il piccolo medio commerciante debba competere con giganti dell'online che non sono soggetti se non a ridicole, ma veramente ridicole, web tax, che forse farebbero più figura a non metterle proprio, perché stiamo parlando di volumi di svariati miliardi di euro all'anno, a fronte di percentuali veramente infime di web tax. Quindi una concorrenza anche dal punto di vista della tassazione assolutamente impari. E poi chiaramente il commercio digitale, il commercio soprattutto proveniente dall'extraterritorialità, vede diciamo così, un non regolare le proprie diciamo così, le proprie politiche, perché vengono in barba a quello che possa essere stabilito negli accordi Stato-Regione a livello locale piuttosto che a livello nazionale, fanno come credono, e questo chiaramente, se ci sono delle regole ma io sono al di sopra delle regole, è chiaro che non si può parlare di leale concorrenza. Senta, ma in realtà poi non è anche un po' cambiato il modo di approcciarsi a un acquisto, no, del cittadino? Io mi ricordo che quando si decideva magari di acquistare, non so, una scarpa per l'estate piuttosto che per l'inverno, bisognava andare nel luogo dove c'era la qualità migliore, il prodotto migliore. Adesso è un po', come dire, si è un po' modificato questo atteggiamento anche mentale, e quindi a svantaggio dei commercianti del luogo, del territorio. Esattamente, la linea di pensiero, diciamo paradossalmente, fortunatamente, è un po' contraddice quella che era la tendenza di qualche tempo fa, dove l'online impazzava e tutti ormai si rivolgevano a quel mercato a dispetto del negozio fisico. Sì. È pur vero che quello che offre, quindi a dispetto sia della qualità, sia di io lo dico sempre ogni volta che cade l'argomento sulla questione, a dispetto anche del Made in Italy, per esempio. Il Made in Italy è un qualcosa che ci invidia il mondo, e noi lo abbiamo a portata di mano, lo abbiamo
praticamente a disposizione, andiamo a cercare dei prodotti veramente di bassa qualità provenienti dal mercato asiatico, dal mercato medio orientale e quant'altro. Oggi il consumatore, devo dire, non sempre più cerca nuovamente la qualità, cerca l'assistenza alla vendita, Esatto, cerca esatto. diciamo così, il rapporto di fidelizzazione instaurato con il proprio negozio di fiducia e poi, diciamola chiaramente, oggi veramente con l'inflazione, con la congestione del traffico online, ordinare a mio avviso oggi è veramente rischioso, non sai cosa ti arriva, hai ordinato un prodotto e te ne arriva un altro, è difficile fare il reso, nessuno, possibilmente se vedi un'immagine e ne sei persuaso, poi di presenza ne rimani molto deluso. Ma poi oggettivamente, dottore Musumeci, diciamo soprattutto sull'abbigliamento, no? Il servizio reso dal luogo fisico non ha paragoni, anche perché lì ti provi i capi, ricevi un consiglio, anche riesci magari a fare degli aggiustamenti, no? Accorciare un pantalone, è tutto incluso nel rapporto tra l'esercente e l'acquirente. È un bene questo, indubbiamente, no? No? Non c'è dubbio, infatti solo il negozio di prossimità, solo il negozio fisico può restituirti questo rapporto che secondo me è anche fondamentale, cioè l'acquisto è anche, ricordiamoci che oltre la necessità è anche frutto di grande emozione, quindi l'acquirente, l'uomo, la donna deve poter indossare quel capospalla, quell'abito, poter attingere dall'esperienza del venditore il miglior consiglio e quant'altro. Chiaramente tutto quello che compro su un catalogo o a distanza evidentemente non può soddisfare a questi requisiti. Senta, entriamo subito nel discorso. Dal 4 comunque iniziano giocoforza questi saldi. Ci dia per favore delle direttive, in questo senso lo dia al nostro pubblico che ci segue. Guardi, diciamo che i numeri dovrebbero ottenere quelli che sono i risultati già nel corrispondente periodo del 2025, quindi non registriamo grandi variazioni sui volumi né in positivo né in negativo. C'è da dire che l'estate è partita quest'anno un po' diciamo in ritardo, forse da qualche giorno è esploso questo caldo, soprattutto al sud, questo caldo esagerato. I saldi praticamente sono tra qualche giorno, credo che non ci siano grandi variazioni rispetto a quello che si potesse immaginare. Sono differenti, diciamolo, insomma, in termini anche numerici da quelle vendite promozionali che in realtà sono già attive nei negozi. Lei tocca un altro tasto dolente, infatti approfitto anche per ricordare che da qualche giorno la FISM ha promosso una petizione a livello nazionale, anzi invito tutti ad andare sul sito della Camera dei Deputati accedendo con il proprio SPID e poter sottoscrivere la petizione, credo sia la 1277, che vede oltre che lo spostamento a fine stagione dell'inizio dei saldi, anche la regolamentazione delle promozioni che tutto l'anno sviliscono poi il concetto di saldo, perché tutto l'anno abbiamo innumerevoli esempi e la fantasia ormai dei commercianti non ha più limite, il Black Friday estivo, quello invernale. Il commerciante forse ha bisogno d'aiuto in questo senso. Sì, perché... però diciamo, l'acquirente è stato ormai abituato talmente al concetto di promozione che rimbalza da una promozione all'altra, nessuno compra più finché non c'è la promozione ed è un assurdo, e le dico anche con l'amaro in bocca, non voglio scomodare una spicciola diciamo così economia di mercato, il fatto di andare sempre più a indebolire questo comparto, quindi fino a rompere un anello della catena, porterà inevitabilmente di riflesso a condizionare tutti gli altri settori.
Sono d'accordo. Allora io le auguro buon lavoro, anche perché il seno nazionale ovviamente dirà la sua, anche rappresentando e sempre con la testa, no, al territorio siciliano, che ovviamente va integrato nel comparto nazionale. Le auguro buon lavoro, dottore Musumeci, la ringrazio per essere stato con noi. Buoni saldi comunque, Giocoforza arrivano, partono il 4 luglio e adesso noi ci dedichiamo al meteo. Siamo molto curiosi di sapere come sarà il tempo in questi giorni di grande caldo, e poi torniamo. Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. L'Italia rimane interessata dall'anticiclone subtropicale con tempo soleggiato e molto caldo, anche se si trova esposta a infiltrazioni di aria più umida da est, porteranno qualche temporale su Alpi, Appennini e localmente anche sui rilievi della Sicilia. Vediamo infatti il dettaglio con una giornata di mercoledì nel complesso soleggiata, ma qualche nota instabile al pomeriggio potrà interessare i rilievi interni, specialmente i Monti Erei. Temperature massime sopra le medie, ma comunque un caldo non particolarmente eccessivo, intorno ai 32-33 gradi le punte sulle zone pianeggianti. A seguire giovedì ancora la giornata nel complesso soleggiata, ma con una nuova instabilità che si formerà al pomeriggio su gran parte delle aree interne montuose. Qualche temporale a carattere sparso potrà localmente sconfinare anche alla zona costiera meridionale. Temperature senza particolari variazioni, venti deboli e mare generalmente poco mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. Siciliaweb.it si rinnova. Più informazione, notizie in tempo reale, i telegiornali, gli approfondimenti e le dirette di Antenna Sicilia e Telecolor. Più passione, lo sport e il Catania raccontati come nessun altro. Più emozione, con i grandi eventi in diretta e con l'intrattenimento delle nostre produzioni TV. Siciliaweb.it. Ogni giorno, in libertà, ovunque tu sia, con un click. Siciliaweb.it. Connessi con il tuo mondo. Tornati in studio a Buongiorno Sicilia, cambiamo argomento. Oggi abbiamo più volte parlato dell'Etna con la collega Lorena Dolci, perché eravamo un po' curiose, no, di questa sorta di rumoreggiare di ieri, che poi insomma chissà magari prelude a qualche altro movimento di un vulcano amatissimo. Parliamo del Festival dei Vulcani e lo facciamo con gli ospiti che ho in studio. Vicino a me saluto Giuseppe Riggio, direttore Festival dei Vulcani, e seduto accanto a lui Giovanni Barbagallo, presidente della Fondazione Trecastagni Patrimonio dell'Etna. Ben trovati. Grazie. Allora, di Etna si parla sempre. Voi avete deciso di dare ancora una volta corpo a un'iniziativa che vuole raccontare il rapporto, come dire, particolare, no? Stretto, che si crea fra chi vive alle pendici dell'Etna, chi vive nel territorio dell'Etna e il vulcano stesso, che è un rapporto un po' particolare. Giovanni Barbagallo, iniziamo a dividere, facciamo prima lui. Come vuoi, io volevo cominciare al direttore perché la manifestazione l'ha ideata lui. Va bene, però insomma territorio e vulcano, allora. Sì, per noi diciamo che siamo alla quarta edizione, quindi cerchiamo sin dall'inizio di andare oltre l'Etna. Quindi Etna e molto altro. Certo. Siamo probabilmente gli unici in Italia a avere una manifestazione interamente dedicata al mondo dei vulcani, che significa che i vulcani cerchiamo di raccontare terre straordinarie, fuori dal comune. Noi ci siamo abituati, ci abitiamo, quindi alcune cose le consideriamo scontate. In realtà non è così. In realtà ci sono ovviamente molti punti in comune con tutte le altre terre che sono in costante movimento, che sono legate ai vulcani attivi, e quindi quest'anno torniamo a proporre, abbiamo tra l'altro quest'anno diversi ospiti internazionali, quindi racconteremo l'Etna certamente con l'INGV che ha rinnovato il patrocinio, importantissimo e fondamentale, ma parleremo anche per esempio di Islanda, con una italiana che è la responsabile del servizio di monitoraggio islandese. Oppure avremo ospite anche la direttrice dell'osservatorio vesuviano. Quindi anche il Vesuvio. Quindi il Vesuvio, Campi Flegrei, che in questo momento, come sapete, sono in grande fermento.
e verrà apposta per il festival. Avremo un personaggio particolarissimo, straordinario, francese, si chiama Guy de Saint-Cyr, che è uno che da una vita organizza viaggi e avventure in giro per il mondo nei vulcani attivi, quindi a vedere le eruzioni che sono in quel momento presenti in giro per il mondo. Quindi insomma c'è veramente tanta roba e tanta offerta culturale. Allora, dal 26 al 28, quindi sono alcuni giorni. Sono tre sere dal 26 al 28 giugno e 2 mattine avremo un'altra cosa che abbiamo iniziato dall'anno passato, avremo un corso di introduzione alla vulcanologia per giovani, meno giovani, chi volesse entrare a capire un po' di più della scienza dei vulcani. La mattina avremo anche questi 2 corsi, queste 2 mattinate di introduzioni alla vulcanologia. Allora, andiamo da Giovanni Barbagallo, che ovviamente insomma ormai ha instaurato, come tutti i cittadini di Trecastagni, un vero rapporto, no, con il vulcano. Ci sono, come dire, ci sono delle regole, diciamo così, di rispetto, no, nei confronti del territorio, che lei certe volte vede disattese da parte della gente o magari dei turisti. Il rispetto sta anche nella possibilità di accedere nel modo giusto, nel rispettare proprio il luogo fisico, il territorio. Sì, io sono convinto che ci sono delle regole, ma oltre alle regole ci dovrebbe essere la possibilità della fruizione. Cioè noi abbiamo un patrimonio inestimabile a livello mondiale, può essere un laboratorio scientifico di interesse internazionale, e la cosa che ci rende più orgogliosi è che nel tempo la manifestazione è cresciuta. C'è un maggiore interesse anche da parte degli sponsor, in questo caso quest'anno della regione siciliana, perché questo festival, come diceva il direttore, è unico in Italia. Altri fanno festival ma fanno spettacoli, mentre noi facciamo divulgazione, escursionisti, ci sono partnership con persone che vivono la montagna. Quindi le regole vanno rispettate, ma se alla montagna diamo l'attenzione giusta, anche i cittadini maturano una coscienza maggiore rispetto all'ambiente, rispetto alla vulcanologia, alla difesa anche di questo patrimonio meraviglioso che abbiamo. L'obiettivo della Fondazione è quello di valorizzarlo, di rendere più fruibile tutto il territorio, non soltanto alcuni pezzi dell'Etna, perché l'Etna è conosciuta nel mondo come vulcano, ma non è conosciuta come montagna, e quindi noi vorremmo che ci fosse una maggiore apertura da parte di tutti nei confronti di una realtà che ancora può essere sicuramente valorizzata e migliorata. Quindi molto spesso allora, il discorso dell'accesso è fondamentale, no? Sì. E il discorso della conoscenza. La conoscenza passa anche attraverso iniziative come di questa. formazione. E quindi diciamo è molto importante ricordare che non si può avvicinare ai territori del vulcano con leggerezza, certo, no? questo sì, perché ci sono dei rischi. Però il corso che facciamo noi, ad esempio il direttore ha coinvolto Marco Viccaro, che è stato presidente nazionale dell'Istituto di Vulcanologia e ordinario all'Università di Catania, quindi noi facciamo delle iniziative che sono sempre con persone assolutamente competenti del settore, quindi le informazioni che diamo noi sono di altissimo livello, tutte universitarie, scientifiche, quindi secondo me sta crescendo questa realtà perché è unica. Ecco, non ci sono altre iniziative uguali. Ecco, Trecastagni quindi si prepara ad essere in qualche modo, no? Come dire, la culla di tutti questi avvenimenti, ad ospitare tutte le persone che vorranno partecipare, assolutamente, giusto, direttore? La cosa interessante è anche che ormai praticamente sin dall'inizio, ma abbiamo rafforzato negli ultimi anni, siamo assolutamente in partnership con il comune di Trecastagni, quindi è il sindaco Pappalardo che quest'anno ha diciamo, ancora di più rafforzato la collaborazione, e quindi offriremo tutti questi eventi, saranno nel centro storico di Trecastagni.
Quindi diventa anche un modo per scoprire, chi non lo, o per assaporare in un modo diverso anche il centro storico di Trecastagni. Questa è un'altra cosa importante. Allora, si diceva in molti luoghi si fanno spettacoli, però attenzione perché ovviamente anche questo appuntamento, questo festival non trascura l'arte. Abbiamo due spettacoli importanti, però due spettacoli legati alla sicilianità. Esatto. Cioè Giusy Schilirò e Laura Sfilio cantano delle canzoni che sono collegati con il nostro territorio per dare un'anima anche alla loro esibizione. Tutto viene fatto all'interno di un contesto e di una fisionomia che non deve perdere la centralità della valorizzazione delle terre vulcaniche. Ecco, poi c'è anche in fondo tutta quella iconografia, no? Quel messaggio del vulcano che è affidato anche, lo so, agli scatti, alle foto, ai dipinti, Certo. fa tutto cultura rispetto al territorio. I vulcani e le terre vulcaniche sono una miniera, io dico un Certo. giacimento da... quest'anno avremo per esempio un Stefano Branca Che salutiamo, sempre prezioso, sempre prezioso. che tornerà questa volta come direttore del Dipartimento Vulcani del DNGV e presenterà queste immagini veramente interessantissime scattate dal vulcanologo che c'era a Catania fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, Gaetano Ponte. Quindi che era anche fotografo, quindi ci saranno questi scatti, questa mostra che avremo per le giornate del festival con diciamo, questi scatti veramente sorprendenti, no? di com'era Catania, di com'era l'Etna, questo scienziato che aveva anche l'hobby della fotografia all'inizio del secolo scorso, quindi anche questo è un modo diverso per osservare, per scoprire l'Etna. Ecco Presidente, naturalmente in questo periodo ci sono molti turisti nella zona. Ci sono turisti, ma noi abbiamo già delle persone fidelizzate che vengono apposta per il Festival dei Vulcani. La nostra iniziativa sta avendo successo perché ha una continuità, indica una prospettiva, noi la facciamo ogni anno, non è che l'abbiamo fatto un anno e poi non la facciamo più. Tra l'altro molti comuni ci chiedono, qualcuno, perché a Trecastagni e non a Nicolosi, a Zafferana o a Linguaglossa? Noi vogliamo fare sistema coinvolgendo gli altri comuni, c'è un deficit di promozione nell'Etna Sud che noi stiamo cercando di colmare, ma non siamo in concorrenza con nessuno, infatti ci sarà il presidente del Parco dell'Etna. Noi vogliamo creare una realtà che unisce, che integra, non una realtà che divide. Ecco, questo è molto importante, cioè non è come dire, un luogo perché lì avete creato avete avuto questa idea, avete fatto nascere un progetto, quindi mi fa capire, e lo chiedo anche al direttore, se questo progetto è un progetto di espansione, cioè che può presupporre nelle prossime edizioni un allargamento anche della visuale su altri luoghi. Se ci sono già delle avvisaglie, ecco vi chiedo. Certamente sì, come diceva il Presidente della Fondazione, noi siamo nati sin dall'inizio con questa idea che io mi avventuro a dire che il festival è identitario, cioè può contribuire a dare un'identità a chi abita su questo vulcano montagna, in questo Mons Gebel, e può dare un'opportunità di visita a chi viene da fuori. Infatti lo manteniamo ogni anno nello stesso periodo perché l'idea è quella che deve diventare un appuntamento fisso che può diventare anche un'occasione di un viaggio, l'occasione di una visita sull'Etna. Allora, diamo subito le coordinate, Presidente. La Fondazione in questo momento è, come dire, in un momento di grande gioia, no? Questo è un po' l'acme di quello che è il progetto, in fusione ovviamente con il Festival dei Vulcani. Si parte il 26, datemi il primo momento del 26, diamo un appuntamento. Il 26 alle 19 nella sede della Fondazione, che è proprio nel centro di Trecastagni e Largo del Bianco. Presenteremo appunto la mostra curata da Stefano Branca, quindi Gaetano Ponte fotografo, e subito dopo avremo un altro appuntamento molto importante, un video originale prodotto per il festival in cui parleremo di fruizione dell'Etna, che è un argomento molto, molto particolare. Avremo sicuramente anche ospite il Presidente del Parco dell'Etna, quindi insomma è un'altra occasione per il video è fatto da Giuseppe Di Stefano, quindi è una produzione originale per il Festival Vulcani
2026. Magiche Come serate. ospite dovremmo avere anche l'assessore al territorio Giusy Savarino, che è stata molto attenta nei nostri confronti, e tutto si svolge all'interno del centro storico. Perfetto. Perché non è soltanto divulgazione, è anche, come diceva il direttore, identità, cultura, storia. Tra l'Abate Ferrara, Piazza dei Bianchi, via Vittorio Emanuele, a 2 passi da Piazza Marconi, si crea un salotto nel quale si può passeggiare e gustare le nostre iniziative. Insomma, serate meravigliose da passare a Trecastagni, chissà, magari con un rumoreggiare che ben conoscete. E quindi grazie per averci raccontato anche questo momento. Noi ci fermiamo per una pausa brevissima e poi riprendiamo con altri ospiti a Buongiorno Sicilia. Bentrovati, oggi parliamo nel nostro ultimo argomento di Art for Kids. Vi spieghiamo tutto, anzi ve lo spiegano i miei ospiti di oggi, che saluto vicino a me. C'è Ornella Laneri, che ringrazio, presidente della Fondazione OL Mediterraneo Antico ETS naturalmente, e poi un giovanissimo Vittorio Piranio, che è il coordinatore dei progetti della Fondazione stessa. Bentrovati. Grazie per l'invito. Allora, di cosa parliamo? Parliamo di un progetto molto interessante, per il quale secondo me noi genitori dovremmo ringraziare tantissimo, che è quello di coinvolgere i bambini, perché di questo parliamo, nel rapporto stretto con la città. La città è quello che l'arte contemporanea può mostrare, quello che l'arte urbana può mostrare, che per i più piccini potrebbe essere anche così, insomma, uno spassionato passaggio senza troppa attenzione, ma che invece diventa oggetto di attenzione massima. È vero, Art for Kids si è sviluppata in 7 mesi. Sì, diciamo che siamo alla seconda stagione, abbiamo iniziato l'anno scorso, la parte education è fondamentale per la fondazione che presiedo, ed siamo partiti con questo progetto perché pensiamo che partire dai bambini e dalle bambine sia necessario per preparare ad una idea, ad una cultura dell'arte e anche ad un approccio della città diverso. Assolutamente. Ecco, andiamo al commento subito, Vai. Ornella, perché qua vediamo già quelle che sono state delle visite, no? Sì. Guidate in luoghi della città che magari questi ragazzi, questi bambini non hanno mai guardato. Qua c'è ovviamente siamo a Librino, abbiamo visto l'ex rimessa della via Plebiscito della AMT. Come sono stati scelti questi luoghi e perché sono stati scelti? Perché sono tutti luoghi diversi, ma che sono tutti ugualmente fruibili in maniera molto semplice, che rappresentano tutti delle azioni di arte pubblica. Per noi molto importante. Siamo partiti dall'MTS, l'anno scorso il progetto includeva il bus dell'MTS, quest'anno per motivi diciamo del Consiglio non abbiamo potuto avere gli autobus e l'abbiamo dovuto fare con gli autobus privati, un po' meno fruibile, però comunque noi non molliamo e vediamo che succederà l'anno prossimo, siamo pronti a riprovarci. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo scelto dei luoghi, il deposito della MTS perché è un luogo che era andato a fuoco, è stato riattivato con un meccanismo particolarissimo che non è normale per un ente partecipato pubblico, che è quello di fare un bando e far rivivere quei luoghi attraverso la street art. Quindi artisti di tutta l'Europa hanno dipinto le pareti di luoghi abbandonati, perché quel deposito non è più un deposito da tutti i punti di vista. Quindi siamo partiti da là e da là siamo andati in un luogo privato. La Fondazione Broadbeck è un privato che avrebbe potuto tranquillamente utilizzare quei luoghi per motivi commerciali e invece ha deciso di destinarli al mondo dell'arte, quindi spazi bellissimi nei quali poter appunto visitare mostre e anche residenze d'artista. Da lì andiamo alla Banca d'Italia, dove c'è questa opera pubblica, questo lavoro che è stato fatto sul Palazzo Brutalista della Banca d'Italia, e dove grazie al direttore prima e alla direttrice adesso viene fatta una lezione di educazione finanziaria ai bambini e alle bambine. Devo dire che rimangono entusiasti da questo incontro, un'ora di incontro. Chiudiamo, scusa, da
lui, l'unico e solo, Antonio Presti. Chiudiamo al librino dove lo spirito di Antonio, quando è presente, è un guru. Vittoria adesso racconterà. Lui è magnetico magnetico, ma gli chiedono l'autografo, una roba meravigliosa. Quando non c'è, sono i suoi ragazzi che spiegano tutto. Allora, Vittorio Piranio, coordinatore di questo progetto, e coordinare un'operazione di questo genere non deve essere stata proprio una passeggiata. No, ma devo dire che è fondamentale la collaborazione e la cooperazione con tutte le realtà con cui abbiamo dialogato e con cui dialoghiamo per la riuscita del progetto, che poi credo sia anche uno degli obiettivi, quello di riuscire a creare rete, di riuscire a creare queste possibilità sul territorio come fondazione, perché noi riusciamo a parlare con tutti, e devo dire che in ogni luogo siamo ben accompagnati da referenti di una delle strutture che ci accompagnano appunto allo scoperta di questi luoghi. È fondamentale questo anche per mantenere alta l'attenzione dei bambini. In questo modo incontrano sempre persone diverse, ricevono sempre nuovi stimoli e infatti quindi quello che io volevo volevo chiederti, scusami se insomma entro un po' a gamba tesa, cos'è stato in questa esperienza che a un certo punto vi ha fatto dire abbiamo fatto veramente bene, nel senso che magari un ragazzino, un bambino vi ha sorpreso per una domanda, per un'attenzione? C'è stato un caso che ci vuoi raccontare? C'è stato più di uno sicuramente nel corso di queste due edizioni, ma sicuramente diciamo tante volte vedo una trasformazione rispetto al momento di partenza in cui magari l'impressione è quella di vivere una gita più classica, ecco, come sono solitamente abituati a fare, e poi alla fine della giornata invece ci sono questi bambini molto più entusiasti di tutto ciò che hanno scoperto durante la giornata, magari sono vogliosi in primis di condividere i loro disegni, i loro pensieri, le loro idee, perché poi il percorso è ulteriormente arricchito anche da altri partner oltre le lo vogliamo dire, insomma, loro perché... avevano un diario di bordo, leggevo, dove annotavano delle osservazioni. Esatto, è fornito dal partner del progetto Moleskine, che è diventato in qualche modo il diario di questi artisti del futuro, e quindi avevo sempre questi bambini che a fine giornata ci tenevano a far vedere quanto avevano realizzato, i loro disegni, le loro ispirazioni, i loro pensieri meravigliosi, e poi soprattutto il momento in cui si ritorna a scuola, perché poi entro la fine dell'anno noi ritorniamo da tutte le scuole per ritirare alcuni pensieri realizzati dai bambini, e veniamo assaliti appunto dall'entusiasmo di questi bimbi che hanno ancora le agendine magari sul tavolo, che tengono a riabbracciarci, a farci vedere cosa hanno fatto, o magari una delle cose più soddisfacenti è che noi forniamo questi strumenti non soltanto per i docenti, ma anche ai bambini, con l'invito di essere loro magari il traino per le famiglie alla scoperta di questi luoghi della città, e vedere poi il bambino mi dice: ho portato i miei genitori a vedere il museo, perché loro si trasformano in ciceroni, e sono i più bravi di tutti, perché quando apprendono tanto poi si trasformano ovviamente e decodificano ciò che hanno. L'obiettivo che ha detto Vittorio è esattamente il nostro scopo: non chiudere gli eventi in un evento, cioè fare in modo che siano dei punti di partenza. Peraltro anche gli insegnanti molto spesso non conoscono i luoghi nei quali li portiamo, quindi l'entusiasmo poi viene condiviso, ed è una cosa veramente molto molto bella. Abbiamo avuto un altro partner quest'anno, ci tengo a dirlo, che è il Gruppo Arena, perché l'anno scorso nell'accompagnare i bambini e le bambine, io devo dire che insomma, consigliera AIRC eccetera, ho visto delle arancini, delle graffe. Il Gruppo Arena ha pensato alla merenda. Io ho detto: ma perché non proviamo un attimo ad accompagnarli anche nel percorso di merenda, e quindi hanno offerto queste merende un po' più sane, direi. Allora, avete già capito dalle mie movenze, abbiamo finito il tempo. Siamo stati, come dire, pieni di informazioni bellissime. Questo significa che è andata benissimo, ancora una volta. Ci si ritrova a ottobre? Assolutamente, normalmente iniziamo a novembre, si parte e si finisce a maggio. Bene, allora noi vi ringraziamo per essere stati con noi, grazie davvero per tutto questo progetto di educazione straordinariamente importante per i cittadini del domani. La linea va alla nostra regia e poi ci occuperemo delle stelle, che quelle contano sempre per tutti. Eccoci qua, pronti a collegarci con il nostro Marco Amato. Buongiorno Marco, come stai? A te l'argomento di oggi.
Buongiorno Roberta, buongiorno Lorena, ciao ragazze. Oggi l'astrologo è felice perché il buon Edoardo mi ha dato un argomento meraviglioso, ovvero mi fa parlare di cinema e di tantissime cose belle, ovvero il perché alcuni registi importanti hanno tirato fuori i grandi classici rivisitati e riattualizzati. Per esempio, Christopher Nolan riporta una riedizione dell'Odissea, un cast fantastico in cui c'è anche Tom Holland. Ridley Scott invece riesuma l'Isola del Tesoro, i pirati con uno straordinario Hugh Jackman. Invece Denis Villeneuve completa la trilogia di Dune, un cult del passato degli anni 70 meraviglioso, e Greta Gerwig riprende Narnia con un capitolo che riguarda il nipote del mago. E beh, i maghi hanno sempre nipoti speciali, è una regola della magia. Dunque, Leone, Sagittario e Bilancia, 3 segni di fuoco è una bilancia. Tutto questo sta a dire che Giove si sta muovendo benissimo perché è già quasi il Leone, quindi dà energia a tutti i segni d'aria e a tutti i segni di fuoco soprattutto, che tornano in auge fortemente. E quindi cosa accade nello zodiaco? Ve lo dice il vostro velocista del cielo stellato. Dunque, Ariete, per voi benissimo perché Giove torna a essere positivo e vantaggioso, una bella Venere vi riscalda il cuore, quindi oggi con la luna in bilancia cercate di essere meno polemici. Toro, per voi è ottima la disposizione zodiacale proprio perché energia, forza e coraggio fanno di ogni fine un inizio. Pronti per una nuova avventura estiva, lavorativa e professionale, sarete grandi. Gemelli, Marte sta arrivando e si sente tutto. I gemelli è il segno della comunicazione, quindi attenzione, perché Marte in gemelli significa semplicemente che la lingua ne ferisce più della spada. Attenzione. Cancro, per voi Giove sta uscendo dai vostri gradi, ma vi sta lasciando una bellissima eredità. Un'eredità anche di consapevolezza, perché la Luna fa in modo che voi possiate capire cosa non è il caso di desiderare più. Non è semplice. Leone, la bella Venere nei vostri gradi vi rende più affascinanti, voglia di cambiare look, voglia di essere veramente voi stessi, voglia semplicemente d'amare. Vergine, tutto sta andando per il verso giusto, consensi e approvazioni, e soprattutto riuscirete a tirare fuori la soluzione per ogni caso. Bilancia, la Luna oggi è da voi. E quanto è polemica, una Luna che giudica un po' tutti, quadrata a Mercurio e a Giove, quindi oggi siete un po' più giudicanti del solito, non date sempre la colpa agli altri. Scorpione, per voi oggi è una giornata piena di grande attività. Marte in opposizione ancora per poco dal Toro farà in modo che voi possiate ardere di passione, ma dovete calmarvi un po' nella comunicazione sociale. Sagittario, e chi è più felice di voi, visto che Giove sta tornando a essere amico dopo un anno che non vi parlava, quindi sintesi positiva, affari all'orizzonte e una grande avventura d'amore per voi. Capricorno, voi che siete sempre razionali, con questa luna un po' urticante la mattina ma che di sera diventa molto romantica. Capricorno innamorato, quindi con un tallone d'Achille piacevolissimo. Acquario, per voi che non cedete invece mai all'amore, sta per arrivare una grande passione e nel cielo oggi l'opposizione di Giove vi dice di stare attenti un po' al denaro, argomento che non amate proprio. Pesci, per voi oggi è una giornata non semplice la mattina, la sera si trasforma invece in un tripudio con la luna in trigono e Scorpione che vi farà parlare d'amore e passione. E detto questo saluto tutti in regia, complimenti per gli splendidi argomenti di oggi che mi hanno emozionato. Ciao Roberta, ciao Lorena, ci vediamo, buona estate. Grazie naturalmente a te Lorena. Allora, entra in campo subito per il nostro finale. Sì, con l'ultima curiosità, gli italiani che fecero l'America, perché c'è il 4 luglio cadranno i 250 anni dall'adozione della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, quale migliore occasione per ricordare gli artisti, gli studiosi, gli esploratori, anche un pioniere del romanzo western, insomma il contributo dei nostri connazionali nella costruzione degli Stati Uniti. C'è una carrellata di foto, pensate per esempio questo qui è Amadeo Giannini, fondatore della Bank of Italy che poi divenne la Bank of America, solo per ricordare uno dei tanti. Grazie a Lorena Dolci, grazie a tutti voi per averci seguito, buongiorno Sicilia, torna domattina alle 8.